Saluto a tutti, felici di ritrovare una settimana nuova di Campa qui che in principio oggi abbiamo scelto il centro corsi questa settimana e il paese di Arriventosa. Prima tappa dunque in questo paese come Marcello Cesari che ci aspetta dunque al centro di un paese. RCFM e Campacui. È un paese che è stato costruito non una cresta e abbiamo due luoghi, il paese, il Viuminale, in bordi da Vignani e il paese stesso. Quindi è un paese, se volete, avete paesani che lavorano spesso, non accorti, ci sono piccole imprese che lavorano nel nostro sopralluogo, nel circondo, e c'è una vita associativa interessante, c'è un associo, due associ che lavorano, uno più nella culturale e più l'altro nella creazione. A comune aiutiamo assai l'associo perché li possano fare che lo sia animazione, che siano culturali o altre. E a comune noi ha creato ha costruito un caffè, è un caffè che permette a gente giustamente del paese e di usare conto di ritrovarsi così. Voilà, ecco, la vita in grosso è la vita di ogni paese. Allora a scuola, avanti poi 2 anni, siamo in associo di radio in cui a scuola di Veneto. Abbiamo 2 posti in Veneto e uno a Riventosa. Spertiamo l'effettivo, dunque può cambiare da un anno all'altro per i desideri che vanno, certi da Riventosa vanno bene e di Veneto a Riventosa. Dunque è un trasporto scolare che è stato messo in piazza, è un progetto per sviluppare giustamente la scuola, già non a Riventosa all'entrata del paese, è un progetto di fare la scuola all'entrata del paese, garderie e il primo piano sarà per l'associo Casano che è sempre in paese. No, non abbiamo mica tanto difficoltà, ma perché ha volontà che lo sia un mondo di quelli che ci stanno di sviluppare il paese, di stacci. Dunque noi cerchiamo perché l'aiuto dando per la loggia erano difficili a trovare e oggi siamo appena i più aiutati dunque giustamente per i giovani che stanno in un paese che hanno l'asilo di va a sua casa, che luano e che hanno l'asilo di va a sua casa. Dunque la loggia e noi per esempio a comune una quindicina di alloggi con l'UEM ci permette di noi avere appena finanziamenti per sviluppare giustamente che lo sia a scuola, che lo sia al caffè, che lo sia l'aiuto alla soci. E domani parleremo di storia, parleremo di patrimonio, di natura di noi con un studente riventosano dunque che campa in paese di Mathieu Luborsi che sarà con noi. E domani dunque per un nostro secondo giorno di campa qui in Riventosa. RCFM e Campacui.